Il biposto aveva appena decollato dall'aviosuperficie di Cassola, quando qualcosa è andato storto. Il motore, secondo alcune testimonianze, si è spento improvvisamente e il velivolo è piombato nel boschetto a ridosso del cimitero del paese. È morto così nel primo pomeriggio di domenica Gaudenzio Cherubin, bassanese di 62 anni con una grande esperienza di volo alle spalle. Nessuno può dire al momento cosa sia accaduto e come mai l'aereo sia precipitato, ma ci sono alcune ipotesi in ballo che la magistratura dovrà verificare per fare luce sulla tragedia. L'esperienza del pilota non si mette in discussione. Nella mattinata di domenica, infatti, aveva già effettuato un volo su Chioggia, tornando poi in un'altra aviosuperficie privata del Bassanese. Poi, verso le 3, si era messo di nuovo alla cloche per accontentare un amico che gli aveva chiesto di portare a fare un volo il suo aereo. Il proprietario del velivolo è all'estero in questi giorni e gli dispiaceva che il biposto fosse sempre fermo nell'hangar di Cassola. Cherubin ha accettato di buon grado, ma non poteva immaginare che quello sarebbe stato il suo ultimo volo. Il velivolo si è staccato dal suolo e dopo poche centinaia di metri è caduto nel bosco prendendo fuoco dopo l'impatto, senza lasciare scampo al pilota. Un amico e collega di volo, che lo aveva sentito poche ore prima, suggerisce che il malfunzionamento potrebbe essere stato causato da un guasto o da una mancata attivazione di un piccolo serbatoio. Finiti gli 8 litri di carburante senza poter passare al serbatoio principale, l'aereo sarebbe rimasto senza benzina e si è disintegrato al suolo dopo un'ultima disperata manovra di Cherubin. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, che potranno forse fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.